ritorniamo in tour, vedete, non so se Roberto ha fatto vedere già la chiesa di Santa Teresa, qui c'è la movida cosentina perché ancora in qualche modo è presto, sono le 21:06, io sono qua, da qui a poco inizia Lupo al Lupo, gli ospiti si sono già accomodati, nel frattempo però volevo salutare, approfitto perché abbiamo queste belle ragazze, la signora Miriam, lei sta girando a destra, a sinistra, dove vuole andare? Vuole fare una foto? Facciamo fare una foto alla signora Miriam, eccola qua. Benissimo, c'è la signora Miriam Peluso che venga qua signora Miriam. Ecco, la salutiamo, che bello, lo so, vabbè, pazienza. Visto che si sforzava a fare una foto e facciamo sta foto. Ho fatto già un post dicendo che dal prima di va in onda la Allora, che Lupo al Lupo. La signora Miriam Peluso c'è bisogno che gentilmente sono stata invitata ad ha visto i suoi quadri quadri dentro, l'ho visto. e quindi speriamo Grazie. che portano Fortuna al Cosenza, al Cosenza. Grazie. Vabbè, grazie, una buona serata. Allora, eccole qua, dicevo, lei è Miss Global Egea, giusto? Egea Global Service, mio amico Michele che saluto a Luzzi. Come stai? Come ti chiami? Mi chiamo Francesca Caroleo, ho 17 anni. Quanto sei alta, Francesca? 1,75, con i tacchi arriva a 1,80. Più IVA, insomma, più IVA, va bene. Complimenti, tutte belle. Loro fanno parte dell'agenzia che è Linda Suriano, che salutiamo, da qui a poco poi ci raggiungerà. Tu invece? Io invece sono Sara Fasano, Di ho dove 20 sei, anni, sono di Cosenza, in realtà Cosenza San Marco, un po' un misto, però... San Marco Argentano? San Marco Argentano, Voi esatto. siete tifose del Cosenza, ragazzi? Sì. Eh? Che vogliamo dire a tutti gli amici che seguono la trasmissione in questo momento, tutte le ragazze, oltre a partecipare a Miss Italia, no? Vabbè. Forza Cosenza, forza Lupi, vabbè. Grazie ragazzi, ci troviamo poi più tardi dentro. Allora vi ricordo, siamo in diretta, vi do anche il numero, c'è il 330, questi sono tutti tifosi del Cosenza, tutti i ragazzi tifosi del Cosenza, chi vuole parlare di voi? Ciao, come ti chiami? Angelo. Angelo, allora sei contento di questa avventura, di questo nuovo campionato del Cosenza? Sì, al momento stiamo andando bene. Al momento, eh? Speriamo di continuare così. Tu ci credi alla salvezza? Sì, ci dobbiamo credere, eh? Io ci ho sempre creduto. Ci hai sempre creduto. Bravo, sei venuto a mangiare la pizza, la cosa, la pinza. Vabbè, buon appetito ragazzi. Tu come ti chiami? Eccolo, allora un altro ragazzo di qua. Aldo, tu hai la tribuna B? Sì, sì. Insieme al mio amico Angelo. Insieme al tuo amico. Andate tutti allo stadio, insomma siete grandi tifosi. Vuoi salutare qualcuno? Mia madre. Come si chiama tua mamma? Lia. Allora salutiamo la signora Lia, ecco la signora Lia, c'era anche una canzone di Claudio Baglioni. Approfitto e saluto il mio amico l'avvocato Claudio Tosci che abita qui dietro, proprio Santa Teresa, che ogni tanto dice ma troppo movito. Vabbè, buonasera a tutti, buon appetito ragazzi, buon appetito. Allora siamo in diretta. Ciao, buon appetito anche a Luciana. Saluto Luciana, eccola qua. Ciao Luciana, come stai? Buonasera, tutto bene, tutto bene. Tutto grazie. bene? Allora, vogliamo fare un in bocca al lupo a questi lupi? Beh, sicuramente un fortissimo in bocca al lupo. Perché io so che tu vieni allo stadio sempre, che vi vedo io. Sono una fan del Cosenza, lo seguo ogni volta che gioca. Purtroppo a causa Covid non possiamo andare allo stadio, ma speriamo insomma ecco, di ritornare al più presto e che soprattutto la squadra insomma ci regali un'ottima prestazione. E sicuramente resteremo in Serie B, questo è l'augurio che facciamo. Luca non c'è, Luca Morone che salutiamo, ma c'è Marco da questa parte che saluto, che poi sono uguali, voi non lo sapete ma pare che sono uguali. Pare di sì. Come stai Luca? Che sia le polpette, Marco, che sia le polpette, così. Tanto ti presenti tu o lui è la stessa cosa, va bene, scherzi a parte. Allora, le polpette, quindi facciamo un in bocca al lupo a sti lupi. In bocca al lupo e speriamo veramente di salvarci, ce lo meritiamo. E siamo tutti con voi. Ce l'auguriamo, forza lupi sempre a tutti. Allora ragazzi, prima io resto qui fuori, giro la linea ad Erika che è nel locale, nel prima D, per conoscere gli ospiti della trasmissione. A te Erika, a fra poco, prego. Ma buonasera ragazzi, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento con Al Lupo dopo un lungo lockdown. Lo vogliamo fare un applauso? Vogliamo farci un applauso per questo nostro ritorno? Sì, brava Erika. Sono felicissima per essere ritornata tra di voi. Mi siete mancati Fabio, mi viene da piangere, guarda. È stato duro, è stato un lungo periodo, ce la siamo visti maluccio, però dai, ne siamo usciti. Anche il Cosenza Calcio sta dimostrando, sta dando valore alla squadra, i suoi punteggi stanno risultando positivi, quindi
ci crediamo e speriamo di finire il campionato restando in questa nostra, diciamo, classifica di Serie B. Brava Erika, anche positivi, il Covid, abbiamo Siamo un po' di sempre distanze, positivi. però insomma ci siamo, dai. Hai presentato già gli ospiti? No, allora, adesso prego, passiamo eccoli subito. qua, prego. Allora, iniziamo intanto con il nuovo allenatore del nuovo mister, volevo dire, scusate, Leo Tuoto, calcio al 5 della Piro Ossigeno. Buonasera e benvenuto Leo. Buonasera, Leo, buonasera Leo. Buonasera a tutti e grazie per questo invito, l'ho accettato volentieri per parlare di questa nuova esperienza che andrò a fare il prossimo anno, appunto con la Piro Ossigeno Calcio 5, che affronterà il campionato di A2 di futsal. Che è una bella soddisfazione anche per il Presidente Fuoco, poi so che ci sono tanti dirigenti, Eugenio Piro, Gaetano, insomma tutti quanti. Che salutiamo a tutti. Sì, Poi li anzi conosciamo. io in modo particolare perché hanno creduto a me, è arrivata questa telefonata quest'anno. Ma tu hai vinto con Rossano, se non mi Io ho sbaglio. vinto la 2 con il Real Roget di Rossano. Rossano, siamo sì. saliti in Serie A, però purtroppo la società non ce l'ha fatta per iscriversi in questa categoria e quindi adesso ripartiamo da capo con questa nuova società e sono veramente felice di far parte di questo gruppo perché sono cosentino e quindi da cosentino tifare Cosenza e Piro Ossigeno. Certo. È la prima cosa, poi essere allenatore comunque di una squadra cosentina mi rende orgoglioso. Che quest'anno ricordiamo è in Serie A, quindi... È in A2, sì, è in A2, A2, quindi è salita, ha fatto un un ottimo grandissimo campionato lo scorso anno e quindi adesso si trova in A2. Speriamo di far bene, sappiamo che è un campionato veramente difficile, ma ci siamo, lotteremo. Voi giocherete al palazzetto di Via Popilia, vabbè, poi ne parliamo comunque, prego. Pala Ferraro, ricordiamo. Conosciamo... Buonasera Roberto Tuscolano, il nostro grande tifoso, ben ritrovato. No, perché diceva a microfoni spenti, Roberto ha lasciato la Juventus perché c'è al lupo, ma mi figo da Juventus, detto in dialetto, vabbè, era quello, no, per carità, che so che sei un grande tifoso. Prima, ecco, Prima il Cosenza. avvicinati il microfono Roberto. Diciamo. Prima il Cosenza perché sarà una lunga battaglia, ma secondo me riusciremo a salvarci. Vedo una squadra viva, Fabio, vedo una squadra viva anche a livello atletico, i ragazzi corrono, certo c'è qualche sbavatura in difesa che ci ha fatto perdere diversi punti, Fabio. Ma questo durante il campo, questo è un altro campionato. Penso ad Ascoli, penso a Benevento. Vabbè, comunque ma adesso dobbiamo recuperare, no? Ci stiamo riuscendo benissimo, sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo che è la salvezza. Ma ce l'auguriamo, questo è l'obiettivo, questo è l'augurio di tutta la tifoseria cosentina perché veramente loro stanno dando anime e cuore, insomma, ce la stanno mettendo tutti. L'hanno dimostrato anche ieri. Lo stanno dimostrando, insomma, l'attaccamento alla maglia che era importante, nello stesso tempo poi mantenere questa Serie B che è un patrimonio della città di Cosenza e della provincia intera, questo è l'augurio Sarò che facciamo. retorico, ma con Occhiuzzi vedo... Vedi la luna vedo mare quanto è bello, no? I ragazzi fra di loro sono più... Ma guarda, io sono più coesi. Io l'avevo detto in tempi non sospetti. Dirò la bugia, dirò una festività, No, lo so, però... Marco e Mirko, vedi che bella cosa. Forse Carretta ce lo può confermare. No, perché c'entra, perché l'avevo detto anch'io, insomma, che Occhiuzzi conosce i ragazzi da tempo, è stato vicino a Braglia tanti anni, certo. Gol, insomma, vedo... Sì, dai. È così. Speriamo L'entusiasmo c'è. Speriamo. Prego, lo salutiamo, lo ringraziamo. Allora, Mirko Carretta, il nostro attaccante, un applauso e benvenuto. Sì, un applauso a Mirko perché se lo merita. Grazie Mirko, questa sera ritorna insieme a noi. Guarda, io mi caccio subito un pensiero, Mirko. E noi diciamo Mirkozzo che è più bello, no? Anche perché lui è di Gallipoli, questa Gallipoli che è bellissima, naturalmente tutti adesso Porto Cesari, Gallipoli, un altro gallipolese, e lui, Gallipolino, mamma mia, questo Gallipoli. Eccolo qua, guarda Mirko, c'è un omaggio veramente bello per te che l'ha fatto Sergio Scintille, si chiama Sergio Scintille, ed è, ve lo faccio vedere, che è veramente bello, guarda, sei stato fortunato, io mi auguro che prossimamente, già la prossima settimana, qualche altro calciatore ritorna e vi faccio vedere che regalo veramente bello, è unico, guardalo qua, questo è il bracciale bellissimo, ecco qua, con il lupo del Cosenza Calcio, guarda, lo prendo così lo faccio vedere, guarda, non so se riusciamo a vederlo, eccolo qua, guarda, ecco c'è il lupo. L'ho messo giusto? Sì, è così. Ecco, Mirko, guarda, direttamente dal produttore al consumatore. Dammi questo braccio, ecco qua, ed è fatto.
Guarda qua. Questo poi te lo stringi tu, vabbè, te lo lascio qui, dai, poi te lo sistemi tu, dai. Eccolo qua, vedi? Guarda quanto è bello, bellissimo. Allora, grazie a Sergio per questo pensiero vicino sempre ai colori rosso-blu, ma ci sono tanti imprenditori vicini ai colori rosso-blu. Allora, Mirko, benvenuto in diretta, che vuoi dire ai tifosi? Ti seguono con grande affetto, questa città di Cosenza merita e voi ce la state mettendo tutta. Ma infatti credo che si stia vedendo quanto anche noi ci teniamo, insomma, a Cosenza e a cercare di mantenere, insomma, la categoria. Lo stiamo dimostrando in campo e quindi di sicuro ancora non abbiamo fatto niente, ancora è presto, cioè nel senso non dobbiamo cullarci di quello che abbiamo fatto, ma già dobbiamo pensare alla prossima partita. C'è l'Ascoli venerdì, è vero, perché è tutto in salita e quindi bisogna, sono 7-8 finali, abbiamo detto 10 finali, le prime 3 sono andate, insomma 7 punti non è poco, sicuramente... Se ce lo dicevano sicuramente, cioè, personalmente mi dicevano in quarantena 7 punti in 3 partite, io... Nessuno ci metteva la mano sul fuoco. Guarda, ti devo dire, c'erano un po' scettici tutti, perché sai, ci davano già spacciati o meno. Devo dire, Roberto ha parlato del difensore, della difesa o meno, io devo dire che adesso chi sta scendendo in campo ce la sta mettendo tutta, quindi io a questo punto io direi anche così di evitare, non le critiche perché ormai non serve più a niente, ora bisogna stare vicino a questa squadra e cercare di uscirne nei migliori dei modi, quindi è ovvio che il mister, io ho scritto ieri un messaggio per la domanda, squadra che vince non si cambia, del resto lui certo vuole dare un po' di spazio a tutti voi e farvi rifiatare, perché giocare dopo 2 giorni, 3 giorni, questa è una cosa assurda, io lo devo dire, secondo me questo calcio andava fermato, si doveva chiudere questa parentesi con il Covid-19, si chiudeva, era finito, magari mandavano in Serie A il Benevento, non so se era il Crotone o il Frosinone, il Crotone, e dalla Serie C approdavano in Serie B le 4 squadre, faceva un girone a 24, cioè, qual era il problema? Dai, invece vuol dire che sarà più bello salvarsi così, dai. Sì, senza dubbio. Però comunque, ritornando al discorso, sicuramente meriti di tutto questo ce l'ha maggiormente Mistro Occhiuzzi. Punto primo, perché anche in quarantena forse siamo una delle poche squadre che siamo stati seguiti così. Ma ora ci vi chiamava ogni giorno? Ogni giorno stava dalle 3 alle 4 ore a seguirci, a darci delle indicazioni e già, anche non sapendo di essere lui l'allenatore, ancora lui ci portava avanti, si è già calato nella parte, tatticamente, per darci già le sue, insomma, idee e i concetti che aveva, e che ci siamo ritrovati poi dopo andando sul campo a farli con dei vantaggi, nel senso già sapendo qualcosa, quindi un grosso merito va a lui. Per quanto riguarda il turnover, squadra vince non si cambia, ci sta, no, perché una battuta era così, giusto, nel senso, però lui è molto bravo su questo, nel senso a far sì di rendere tutti protagonisti, e quindi sono d'accordo con te, perché poi del resto nessuno vuole stare fuori, no? Quindi io penso che se avete sposato questa causa tutti insieme nello spogliatoio, nessuno si arrabbia se esce o gioca o non gioca, però si fa trovare pronto, questo è il messaggio che volete lanciare. Hai detto una cosa molto, nel senso, giusta, secondo me in questo momento non bisogna più vedere nessun lato negativo, perché sia tra di noi perché non c'è tempo della critica, della discussione, ecco, bravo. Giustamente da tifoso io li capisco, nel senso, vedono un errore difensivo, un errore sotto porta, ci stai, dici caspita, però sia quando sbagliamo noi un gol, sia quando si prende un gol, le responsabilità sono sempre collettive, quindi perché comunque c'è tutti, sia i difensori, sia i quinti, sia i centrocampisti, stiamo facendo delle partite straordinarie, che per me questa squadra aveva già il potenziale da farle da inizio anno, per come vedo io il calcio, solo che per magari il calcio è così, vari motivi, non è riuscita ad esprimersi, adesso lo sta facendo. Allora, io, vabbè, continuiamo, conosciamo anche gli altri ospiti, prego. Prego. Rausa Mario, buonasera, benvenuto, l'ex direttore generale del Cosenza Calcio. Ricordiamo quindi
Allora, Mario Rausa, Abbiamo cambiato. ciao Mario, che ha detto, scusa? Ha detto ex direttore generale Cosenza Calcio. Prima, sono stato sempre l'ex arbitro. Ex arbitro, oggi abbiamo cambiato. Ex assessore, meglio ex che X, Assolutamente. quella è una cosa sicura. Però no, Mario uomo di calcio nella vita. Ma tu sei pure di Gallipoli? Certo, lo dicevo prima a lui. quindi siete Siamo compaesani. compaesani. Però con un po' di differenza. Ma tu hai capito un po' che c'è trovare due di Gallipoli, mo a Cosenza diceva c'è due di Gallipoli, Carretta e Rausa di Gallipoli, che bella cosa. Possiamo parlare in dialetto gallipolino. E mi fate sentire qualcosa in Non mi dialetto capita. Allora, dagli il microfono, fagli fare una discussione, una domanda. Oh Erika, se chiappa sul microfono non te lo lassi, non è per te né per i santi. Te. Enrico, chiamatelo do di nuovo, prego. Allora. Ci contiamo scritto, non penso capisci. Non capisci niente, è meglio di no, guarda. No, parlate stretto. Allora, vai adesso. A parte a Gallipoli non c'è un vero dialetto. Non c'è un dialetto, allora. Nel barese dove non si capisce. Pur parlando in dialetto, però è comprensibile un po' a tutti, eventualmente. Poi, chiaramente Che c'è detto? Diciamo. L'ha detto non è molto comprensibile. Insomma, magari i nostri genitori, i nostri nonni parlavano ancora un dialetto più stretto. No, allora la differenza è una, nel senso lui una volta quando stava a Gallipoli era nel senso magari lo sentiva, cioè pensa magari che si cambia, invece Gallipoli è rimasto sempre uguale, cioè il dialetto cioè, si storico, parla solo. Ma pure qua da noi, se tu parli in dialetto qua che Roberto ti No, può la dire. differenza che noto tra Cosenza e Gallipoli è che a Cosenza comunque tendenzialmente trovi gente che parla a Gallipoli si parla solo in dialetto. Solo in dialetto. Questo non lo sapevo. La madrelingua è dialetto. Non lo so, questo non lo sapevo. Allora, vabbè, abbiamo parlato. Ma secondo te, Mario, perché hai ripreso sto campionato? Ecco, una domanda da 1 milione di euro. Potevano chiuderlo sto campionato, era finito là, basta. Potevano chiuderlo. Ma con i diritti televisivi, con gli sponsor e con tutto il resto, come si sarebbero messe poi la Lega e le squadre? Tu prova a pensare, parliamo della Serie A chiaramente, perché poi la Serie A è stata decisiva per far riprendere gli altri campionati. Pensa a tutti gli sponsor che hanno investito nelle partite della Serie A, che danno avrebbero riportato e che danno avrebbero riportato anche le squadre. Sì. Quindi è stato quasi obbligatorio far riprendere la Serie A e dalla Serie A sono ripartiti gli altri campionati. E poi mettiamoci anche un pizzico di positività. Partendo il calcio si è voluto dimostrare che la vita stava ripartendo, i problemi seri fortunatamente stavano terminando, era anche un modo per dire stiamo ritornando nella normalità e speriamo che si vada sempre meglio volta per volta. Certo, ce l'auguriamo. Allora, prego Michele. Infine l'ultimo ospite, Michele Geraso, nostro opinionista. Buonasera, benvenuto. Gli ultimi saranno i primi, Michele, vero? Buonasera. È così, si dice che è così, però insomma è meglio gli ultimi saranno. Come sempre a bretella tu naturalmente, questa bretella cammina, vabbè comunque adesso sono di moda le bretelle. Allora, Michele, come stai innanzitutto? Ma bene, soprattutto dopo aver visto il Cosenza ieri sera. Mi volevo un po' allacciare a quello che diceva prima il dottore Rausa sul discorso del campionato. Meno male che è ricominciato per il Cosenza, perché se no con la cristallizzazione il Cosenza si ritrovava in Serie C. La cristallizzazione è bello mio, senza retrocessione, no? Cristallizzazione senza retrocessione. Fabio, loro intendevano con le retrocessioni, quindi bene che abbiamo iniziato e benissimo per le prestazioni che sta offrendo il Cosenza anche ieri sera e qui mi rifaccio anche a quello che dicevi tu, non parliamo di cose negative. Ieri sera noi abbiamo fatto una grossissima partita contro una delle migliori squadre del momento. Io voglio ricordare soltanto i 2 incontri precedenti del Trapani. Aveva pareggiato in casa con il Frosinone che è lanciato per quanto riguarda... È lanciato tu Barcuno, Frosinone. È lanciato per quanto riguarda la Serie A. Poi i risultati... pure il Pordenone, voglio dire. Non è che il Pordenone l'aveva battuto per 3-0. Sì, ma questo è un altro campionato, Michele. Qua ormai tu potevi pensare che andavi a Cremona e vincevi, potevi pensare di vincere con l'Endenno, non pensavano mai. Fammi finire comunque. Prego. Inoltre, a Cosenza si è trovato in vantaggio per 2-0. Io sono convintissimo che
il Cosenza del pre-Covid, magari la partita di ieri l'avrebbe chiusa 5-0 a sfavore. Invece si è visto un Cosenza totalmente diverso, un Cosenza che ha dominato quella squadra, allenata da un allenatore che una volta che va in vantaggio per 2-0 cerca di far finire la partita. Il Cosenza invece, un rigore fallito, una traversa, 2 miracoli del loro portiere, una rete annullata, il fuorigioco c'era, ma lavoriamo sui millimetri e comunque è un'azione che ti sei creato, quindi è un Cosenza che ci ha creduto e ha segnato al 95esimo. Questo mi fa stare tranquillo. No, a me mi fa stare tranquillo, perché tranquillo c'è ancora c'è venerdì, qua è una battaglia ogni settimana. Mi fa stare tranquillo. No, un dica sei tranquillo, perché sennò che sti casi rilassa, mi sta sempre agitato, sono mi sta picchiato sul collo. Pensando che è una squadra diversa da quella che avevamo lasciato e che ci sono le potenzialità di fare il miracolo, perché noi partendo... cominciamo perché chiama i playoff, cerchiamo di salvare. Perché c'è gente che chiama questa squadra chiama i playoff. Io ho detto parlo di miracolo. Perché addirittura questo dico, capito? Parlo di miracolo per quanto riguarda la salvezza. Perché dobbiamo ricordare che noi prima di iniziare eravamo a meno 9 dai playoff. Ti devo fermare perché abbiamo la pubblicità. Però io, Francesco, scusami, mi fate c'è un messaggio, fatemi una ripresa pure a ste ragazze, perché è inutile facci ripetere a me a sta televisione. La gente guarda, c'è qualcosa, almeno diamo un po' di luce a ste ragazze, eccole lì, sono sedute lì, se li facciamo vedere. Allora, c'è un messaggio, comunque diamo anche il numero 330-469898, potete interagire con noi, eccole qua, queste sono le ragazze Miss Egea, Global Egea Service, vabbè, così, eccola qua, come sono bellissime. Miss Calabria. Allora, vai, prego, stavi dicendo? Leggiamo un caro saluto al nostro Gabriele che ci scrive, e saluto a tutti voi, ecco, ci hanno bloccato la chiamata. C'è una telefonata, falla telefonata, eccolo. Pronto, andiamo in diretta, vai, che poi sì, chi sei, prego? Fabio, Massimo, buonasera. Massimo, devi aspettare perché abbiamo la pubblicità, anzi fai una cortesia, dammi la linea alla regia, vai, inventati anche conduttore, dice linea alla regia, vai. Adesso diamo la linea alla regia per un po' di pubblicità, ci vediamo fra poco. Rimani in linea. Rimani in linea, adesso tu. Linea Giuseppe, la regia centrale, prego. Buonasera a tutti, ben ritrovati, ricordiamo... Fate un applauso, io tolgo la giacca. Ecco. Piazza Santa Teresa, Cosenza, bellissimo punto di ristorazione, e volevo ricordare il numero per intervenire, 330-469-898, intanto leggiamo già un messaggio di Gabriele Spadafora che ci invia un caro saluto dicendo che il Cosenza ci sta facendo emozionare come 2 anni fa, speriamo nel lieto fine. Quindi grazie Gabriele, ci speriamo anche noi che arriveremo. La telefonata c'era Massimo, lo sentiamo in linea. Vai, in diretta, prego, Massimo, vai. Ciao, buonasera, cosa vuoi dirci? Buonasera a tutti quanti voi, buonasera. Parla, ci siamo. Allora, ottima prova dei lupi con grandi stimoli, motivazioni, fiducia e convinzione nei propri mezzi. Facciamo i complimenti a Carretta che è straordinario sempre, è un'ottima squadra quella del Cosenza, soprattutto i complimenti a Rasenzio che ha partito in progressione, è stato implacabile, incisivo, cattivo nei 16 metri dell'area di rigore. E quindi un pareggio fondamentale per il Cosenza, e ora dobbiamo vincere questa partita con l'Ascoli venerdì, che è importantissimo per la salvezza. Va bene, grazie a Massimo Pedullà, un applauso. Grazie Massimino. Ringraziamo Massimo Pedullà. Allora, Mirko, hai visto, c'è grande determinazione, quindi voglio dire, comunque ricordiamo il numero 330-469898 per intervenire in diretta, prego. Sicuramente a Cosenza la cosa che si nota è che anche non avendo i tifosi allo stadio senti capito? Quel calore che... Mirko, ma hai visto che ieri erano fuori, con il coro, si sentivano. Ma l'avverti nell'aria, nel senso bravo. Cosenza, piazza l'avverti nell'aria, cioè tu già
facendo una passeggiata avverti quel calore della gente. Senti Mirko, chi è il parrucchiere tuo? Scusa, fammi conoscere. Manuel Come si chiama? Manuel Barbershop. Manuel, ma è di Lecce questo di Gallipoli? No, di qua, di qua. E di Cosenza? E per quando lo porta a Gallipoli? Portati a Gallipoli, scusa. Ti ha fatto un'opera d'arte, guarda che... Una scultura ti ha fatto. Li devo ritoccare. No? Come si chiama, hai detto? Manuel. Ciao Manuel, è favoloso, va bene. Fabio, grazie. perché non li fai anche tu biondi? No, chi ti biondi? Allora saluto Mirko, Marco e Marco. E Michele. Grazie. Marco che è qui, naturalmente quando vedete lo conoscete subito un Baffetto, perché io lo chiamo Marco Baffetto, però ha questo baffetto che è simpaticissimo, lui gestisce qui il Prima Di. Vi ha portato anche, poi più tardi, mandami Luca più tardi, c'è Luca Martel, lo chef. Faremo provare qualche nostra prelibatezza. Ho visto che hai servito un po' di... Allora, consumiamo calabrese. Marco poco fa mi diceva, noi abbiamo tante aziende calabrese, adesso ha servito il vino Ippolito, no? Sì, che è quasi come a me, Ippolito, però voglio dire, a prescindere dai consumiamo calabrese, io sono per consumare i bravo, e voi lo state facendo, e questo vi fa onore. Io per questo ti ho voluto qui per dire che dobbiamo darci una mano tutti insieme noi. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Prego. No, io ti ringrazio per questa grande occasione, diretta. E ora vedremo di portarti degli ottimi prodotti. Ma anche la pinza, voi ragazzi avete già scelto. Me e poi porteremo dei primi. Vabbè, allora, raga, state tranquilli che adesso vi serviranno alla grande. Certamente. Le miss voi non mangiate, naturalmente. Che miss non mangiano. Mangiamo noi. Venite qua tutte e due, venite qua, eccole qua, venite qua. Venite qua, eccole qua, li vediamo in diretta, proprio prese, noi non prepariamo niente. La cosa bella di questa trasmissione, Marco, che non preparo niente, guarda come sono bello. Allora, che stavi dicendo? Dicevo appunto che bisogna sfatare questo falso mito. In che senso? Che mangiamo anche noi. Che mangiate anche voi? Allora, ritiro quello che ho detto. Ma quanto siete auto però, voglio... Capita, purtroppo. Lo so, no, io, ma tu sei pure a norma quasi, questi piccolini. Vabbè, tu invece cosa? Tu assomigli a tua mamma o a tuo padre? In realtà a mia nonna. Guarda lì, guarda Roberto. In realtà somiglio a mia nonna. A tua nonna, Perché mia mamma e mio padre sono tutti e due scuri. Occhi scuri e capelli scuri. Chi sai che non è facile? Di solito queste figlie assomigliano tutte alle mamme, di solito le mamme sicure, i padri non si sa. Comunque scherzo a parte, a me lo dico perché i miei sono biondi come i loro, poi vedono a me e dice sono i nipoti, va bene. Allora ragazzi vi saluto, quindi mangiate anche voi, giusto? Mangiate anche e mangiano alla grande, anche perché il messaggio di Miss Italia, anche quello, perché queste ragazze dovete mangiare, voglio, è inutile che girate, si chiacchiere già la linea, che non esiste Chiara Ferragni, come facessimo io, chi non può mangiare un mangi Chiara Ferragni, mangi, sì. Mangia, voglio, mangiate che la invitiamo qui, allora, no, perché stufato, capito, dice la dieta, figura, no, non esiste. Bravo. Hai lanciato un messaggio, hai fatto bene a dire, a sottolinearlo, hai fatto bene a correggermi, quindi mangiate perché è importante. Bisogna giustamente fare sport. Ragazzi, se il Cosenza si salva, poi chiedo a Carmelo, a Linda di fare proprio una serata come tutte le miss, va bene? Poi diciamo al presidente Guarascio di fare una serata bella, particolare con tutte le ragazze di Miss Italia, perché ti chiamano, la vedi che ti vanno ti vanno così, perché noi non abbiamo qua gli auricolari, abbiamo questo, vedi? E tu con un tocco, è una cosa nuova. Non può non funzionare. E come fa a non funzionare? Poi ti fanno i radio, abbiamo Francesco che è radiologo, lui lavora all'ospedale a Cosenza, l'hanno preso ora, lui non è che fa le riprese, fa la radiografia praticamente, va bene. Grazie, ragazzi. Marco, io vi lascio pure. Marco, dove vai? Io vado a lavorare, vabbè. Grazie ragazzi, allora, eravamo rimasti con... facciamo un altro giretto da questa parte. Allora, mister Leo Tuoto, che naturalmente si appresta a questa grande avventura in A2, con il calcio a 5 Città di Cosenza Pirossigeno, si chiama così la squadra. Abbiamo salutato un po' tutti, allora i giocatori, è rimasto qualcuno dello scorso anno oppure state... Stiamo lavorando, siamo un po' in ritardo sul programma perché come avete già detto il Città di Cosenza è diventata proprio oggi, in questo pomeriggio è diventata Pirossigeno Città di Cosenza, quindi stiamo partendo da lì, abbiamo parlato e stiamo parlando con tantissimi giocatori. Siamo sinceramente a un buon punto, soltanto che partendo con un po' di ritardo anche le conferme stanno ritardando, però il lavoro che sta facendo il nostro direttore sportivo
Chi è il vostro direttore? Rocco Bossio, Bossio, è sì. Il nostro direttore generale, che è Ettore David, che sì. è lui un po' il motore di questa nuova società. Benissimo. E poi il grazie va sinceramente alla famiglia Piro, al presidente e al figlio Gaetano, che veramente si stanno dannando per questa... Vabbè, che è un impegno importante, sì, questo molto qua. importante anche a livello economico. Anche a livello economico, certo. È una sfida che hanno accettato, e io con loro, quindi con tanta umiltà, sappiamo che sarà un campionato duro, difficile, però stiamo mettendo le basi per affrontarlo come si deve. Ecco. Guarda, io invito poi tutti gli sportivi, perché voi giocate di sabato se non mi sbaglio, no? O sì, di domenica? Noi giochiamo di sabato, speriamo di alternare alternarci con il Cosenza, che questo vuol dire che il Cosenza rimane in Serie B, ovviamente. Quello senza dubbio. Esatto. Ma voi giocate verso le 6, le 7 di solito? No, dipende di solito alle 16 è l'orario dove si gioca il calcio a 5, però c'è anche questa possibilità di rendere. Comunque il Palasport è aperto a tutti, vi aspetta, insomma, sì, è un'altra bella... a venire a vedere a tutti i tifosi del Cosenza Calcio di venire a vedere anche una partita di calcio a 5, perché è spettacolare. Ci sono giocatori bravissimi, giocatori di alti... tanto stimolo, tanta ansia. Le partite di calcio a 5 c'è un diciamo attaccare da un lato e dall'altro in modo non si fermano mai, non è facile riprenderli, perché si volano giù campo. Vi assicuro che è una bell'ansia da vivere, certo. Ecco, e quindi invito tutti a venire al campo il prossimo anno. Grazie a lei. Allora, Roberto Tuscolano dice: io, sai, non sono abituato a mangiare, io mangio poco perché la mattina mi sveglio presto. Ha chiesto una carbonara, perché dice: io queste pinze non ho. Guarda, non ti facciamo fare una carbonara, Roberto, che dobbiamo fare? Senti, che vuoi dire di questi ragazzi? Veramente tu ci speravi, perché io l'ho detto sinceramente, devo essere sincero, quello che hanno detto tutti. Devo essere sincero, vista la squadra prima del lockdown, insomma, Fabio, dire che uno ci sperava sarei bugiardo. Ho trovato i ragazzi trasformati, anche se la squadra è stata sempre viva. Come dicevo prima a Michele, non è che io voglio criticare, noi abbiamo sempre perso per errori banali, secondo me, di distrazione, ripeto, Benevento, Ascoli, partite che avevamo già vinto, quindi la squadra è stata sempre viva, anche quando andavamo male. Adesso però è scattato qualcosa, Fabio, e sono fiducioso, e un po' la fortuna ci aiuterà. Noi ce l'auguriamo, però a prescindere da questo, poi diciamo, tu hai salutato un po' tutti, però dobbiamo ricordare che poi Calcio a 5 e il Presidente abbiamo detto che pieno fuoco che c'era lo scorso anno, non so se questo... forse vuole dire qualcosa anche Leo, sì, prego. Sì, infatti ti ho toccato apposta perché io ho parlato... No, l'avevo detto prima di Pino, sì, per carità. Ma ho parlato del nuovo perché c'è questo inserimento della società di Piro, ma l'artefice di questa società lo so, senza dubbio Pino, lo sappiamo bene, il Presidente Fuoco, che rimarrà Presidente, ed è lui quello che che ha creato tutto questo, no? Avvicinando la famiglia Piro a questo sport, facendo innamorare la famiglia Piro di questo sport, quindi va veramente un sentito grazie al Presidente Fuoco. Grazie Leo. Allora Mirko, facciamo sto giro veloce, ma secondo te poi alla fine, no? Poi tutto sommato... Sì, che succede? No, allora mi dicono che stanno arrivando con le pinze, prego, accomodatevi, ecco, basta. Allora, ecco qua, prego, c'è un'altra telefonata, hai risposto già? Vabbè, allora facciamo riposare Mirko, inizia a mangiare che poi vengo dopo, dai. Allora c'è una telefonata, vai. Allora queste le pizze gourmet, vai, guarda che fagli un primo piano, prego. Buonasera a tutti voi, sono Massimo Dionesalvi e chiamo da Santa Maria di Settimo. Volevo salutare, consentitemi, volevo salutare in modo particolare a Mirko Carretta. Fatemi spendere due parole per questo calciatore. Ritengo che sia uno degli esterni d'attacco più forti della Serie B, senza ombra di dubbio. So che sappiamo tutti che c'è stato un periodo un po' che ha sofferto per quella maledetta pubalgia, però devo fargli veramente i complimenti, perché dopo il fermo, diciamo, per il coronavirus è rientrato alla grandissima, a Cremona ha fatto un vero e proprio partitone, penso che sia stato uno degli artefici di quella magnifica vittoria per 2-0 e nulla, mi auguro. Non so com'è la situazione sua contrattuale,
Cosenza Calcio, però mi auguro che insomma Guarascio faccia di tutto per tenerlo a Cosenza, perché ripeto, per me è uno degli esterni più forti della Serie B, velocissimo, rapidissimo, salta l'uomo, sa fare gol. Forse un po' sui colpi di testa, un po' ha fatto un gol di testa, ha fatto gol. Di testa sicuramente giocava in Serie A e non in Serie B. Detto questo, dillo che sei il cugino di... Allora, come si chiama? Massimo, scusami. Abbiamo notato un cambiamento totale, proprio per quanto riguarda diciamo, il carattere della squadra. Ricordiamoci che prima le partite si perdevano negli ultimi 10 minuti, oggi si risolvono al 90°. Si pareggiano o si vincono, questo è un segnale insomma incomputabile, vuol dire che questi ragazzi finalmente ci credono e niente, Mirko, ti raccomando, non possiamo perdere la Serie B. Auguri a tutti e buona serata. Grazie per lo spazio. Scusa, aspetta un attimo. Massimo, io sento poco. Vabbè, allora parlo di qua. Massimo, mi senti ora? Mi senti? Sì, un po'. Sì. Va bene, ma tu sei il cugino di Mirko Carretta per caso? No, io sono un estimatore di Mirko Carretta, non sono parente. È una battuta, no? Io sono di Cosenza, puro sangue. Ma sto scherzando, Massimo, è una battuta. Lo so che stai scherzando, però mi andava di dirlo perché hai fatto bene, guarda, a me piace tantissimo come gioca, ripeto, se Mirko sta bene, non ce n'è per nessuno. No, dillo in dialetto, non rende così. Massimo. Ma Massimino però non si ferma mai. Massimo, fermati un attimo. Dillo in dialetto perché non rende la cosa. Se tu la dici non c'è niente per nessuno, non va bene. In dialetto cosentino io lo posso dire. Dillo. Mirko, sei un massone. No, lo devi dire, non c'è niente per nessuno, si dice in dialetto, dillo in dialetto che rende di più. Un gentile a pegare. Vabbè, Massimo, però guarda io... Un niente per nessuno, devo dire in dialetto così, un niente per nessuno. Quando stai bene fisicamente sei il la differenza, insomma. Vabbè, un abbraccio agli amici di Montalto, grazie, ciao. Ciao, allora ricordiamo per intervenire, diamo anche la possibilità, visto che siamo in diretta, 330-469898, in diretta insieme a noi con Al Lupo su Ten. Prego Mirko, che vogliamo dire a Massimo? Lo ringrazio insomma per la stima nei miei confronti, spero di ricambiarli sul campo, insomma tutta la stima di Massimo, giusto? Sì. Mi mando un saluto. Senti, poi alla fine, secondo te, le squadre che saranno risucchiate, c'è stato questo risultato del Pisa che è andato a vincere a Spezia, che sul pregio quasi è un derby, questo per il Pisa-Spezia, però Juve Stabia che è in caduta libera, va bene, poi sicuramente l'Ascoli, la Cremonese, insomma, tu pensi che chi può riscendere? Secondo me si tira giù, potrebbe tirarsi giù la Juve Stabia e il Pescara, secondo me. Queste due, la Cremonese insomma la stessa, ci sarà una lotta. Juve Stabia l'ultima ce l'ha a San Vito, sì, ma noi contro la Juve Stabia ci dobbiamo arrivare con un punto, che ci serve un punto. Io spero oppure che niente. Giochiamo con la Juve Stabia, che nel senso non c'è di serve niente, insomma. No, non ci serve niente. Anzi, non avessi manco io cassa a parte qua Juve Stabia, secondo me ce la lasciamo proprio. No, ci ha regalato in 3 punti per dire. Sinceramente anche la nostra speranza è questa. Magari. Per far sì che succeda questo vuol dire che tutte queste partite noi dobbiamo fare sempre il risultato, sempre. Noi siamo purtroppo, io dico sempre, un torneo a eliminazione diretta, dobbiamo pensare che ogni volta che giochiamo, se perdiamo ce lo usciamo. Quindi quello è il nostro pensiero da ora in poi, quindi stiamo cercando di tirare più punti possibili e ci stiamo riuscendo. Se alla fine venerdì facciamo 3 punti, riusciamo a fare 3 punti, tu hai fatto 10 punti in 4 partite. Media promozione, neanche il Benevento forse li fa, se perde la prossima. Però guarda, io devo fare un plauso anche al Benevento perché sta onorando il campionato, cioè ha vinto, è vero, sicuro, con un allenatore come Inzaghi, che io sappia, nel senso, per come mi dicono che lui, nel senso, adesso magari festeggerà 2 giorni, ma poi
vorrebbe battere tutti i record, quindi per lui adesso l'obiettivo è fare più punti della Juve quando è stata in B, fare più gol possibili, quindi è uno che comunque ama rimanere nella storia, quindi secondo me comunque il Benevento cercherà di vincere tutte le partite restanti. Sì, Benevento Juve Stabia. No, ha vinto la Benevento, ha vinto 1-0, l'ha già vinta, ci voglio dire, quindi non sta... Salernitana, vabbè, ci voglio dire un altro derby questo campano, però... La Salernitana sono 2 partite in casa che non vince, quindi... Allora, speriamo bene, dai. Mario, la notizia, diciamo, triste e brutta è questa, diciamo, questa retrocessione del Rende che ha perso oggi 3-0 contro il Picerno. Aveva vinto la scorsa settimana a Vibo, sempre in campo neutro, la squadra ritorna in Serie D. È una parentesi questa brutta, noi ci auguriamo magari che Mario possa sicuramente essere ripescato, non lo so, c'è qualche riforma, qualcosa, che vogliamo dire? Ci siamo sentiti, caro Fabio, domenica mattina per questo invito, ho accettato volentieri perché dopo la vittoria del sabato del Rende speravo oggi in un pareggio e quindi essere qui per festeggiare la salvezza del Rende. Purtroppo il risultato del campo dice diversamente, un 3-0 secco, indiscutibile, e quindi per ora il Rende scende, retrocede in Serie D. Dico solo per ora perché spero che ci siano quei meccanismi che lo possano ripescare, perché effettivamente una società sana, senza alcun problema societario economico, ha soltanto avuto una difficoltà, perché quest'anno per motivi di impraticabilità dello stadio è stata costretta a giocare sempre fuori casa a Vibo, e quindi questo sicuramente hanno perduto un po' di punti lungo la strada. Queste trasferte a Vibo hanno impedito ai tifosi di poter vedere la squadra giocare in campo, e sicuramente la squadra stessa ci ha risentito, perché giocare all'Orenson è sempre una spinta in più, sia per il pubblico, sono pochi ma fanno un tifo chiaramente come se fossero 10 volte di più, e sia perché anche per le dimensioni, per le caratteristiche dello stadio. Quindi con rammarico questa retrocessione, però spero e sono certo che in luglio, o meglio ormai ad agosto, avremo delle buone sorprese. Però siccome le medaglie, caro Fabio, hanno sempre 2 lati, a Rende abbiamo visto che una società, il Villaggio Europa, ha vinto il campionato in maniera esagerata, senza trovare nessun ostacolo, e quindi il prossimo anno giocherà in promozione, per cui una squadra di Rende retrocede, un'altra squadra di Rende vince il campionato. Ed in ultimo, rimanendo nel calcio, ho sentito il mister che parlava del Città di Cosenza, calcio a 5, noi abbiamo il Città di Rende, calcio a 5, per cui che stava facendo bene prima del problema Covid, e sicuramente ora, tra l'altro, vogliono fare una squadra ancora più forte. Sì, no, stanno lavorando benissimo. Hanno un buon presidente, Francesco, e c'è il mister, che ora mi sfugge il nome, che sicuramente mi maltratterà perché mi Germinio, dice che si chiama Germinio, mister Germinio, e sicuramente faranno anche perché tanto non lo sa nessuno, capito? Quintino Pallone, ecco, c'è quasi per Germinio, Quintino, un grande giocatore, gioca ancora, è un grande mister, e insieme al presidente Francesco faranno sicuramente una buona squadra. Quindi per una notizia negativa, provvisoriamente speriamo, e tra l'altro saluto anche tutti i tifosi, li sono vicino in questo momento particolare, ci sono queste 2 buone notizie. Speriamo, Fabio, che quando riprenderai la stagione 2020-2021, siccome alla tua prima sono sempre venuto, mi ricordo l'abbiamo fatta lo scorso anno e sono stato un cattivo profeta, perché in quella occasione dissi che il Cosenza avrebbe lottato per i primi posti e per i play-off, e lo penso ancora, perché la squadra è eccellente, forse le modalità del ritiro, gli acquisti scaglionati non hanno consentito di fare una buona preparazione, e i risultati si stanno vedendo ora che la squadra è più tranquilla e più coesa. Al Rende avevo previsto una salvezza, ci è mancato poco, però evidentemente le mie profezie non sono andate bene. Spero di poter fare meglio il prossimo anno. anno. Oggi, se non mi sbaglio, c'è stato mister Occhiuzzi
Mi diceva Gianluca Pasqua, ha detto Stampa del Cosenza, che oggi erano Villaggi Europa, perché pare che siano partiti questi beni comuni, sì, campo oggi, è vero. Oggi c'è stata una manifestazione importante perché l'amministrazione ha concesso il campo di Villaggio Europa come beni comuni. Cioè, cosa vuol dire? Che tutte le strutture di rente non sono private o in mano a persone private, sono a disposizione di tutti, sia di tante associazioni, di tante società e anche del Villaggio Europa. Sì. Quindi questa è una cosa importante. Cominciamo effettivamente a ragionare che i beni della città sono dei cittadini, certo. non appartengono a nessuna società o a nessun privato e sono a disposizione di tutti. Ottima questa scelta dell'amministrazione, alle quali sicuramente ne seguiranno ancora altre. Allora Michele Ceraso, prego, voce e microfono a Michele, ci proiettiamo a questa di venerdì, che vogliamo dire? Io credo che venerdì per il Cosenza è una partita importantissima, perché possiamo veramente tirare giù in maniera seria l'Ascoli. Abbiamo, io credo, la forza di incontrarla e speriamo di batterla. E poi chiaramente sarà importante anche quello che avverrà sugli altri campi. Ci sono delle partite interessanti, una fra tutte è Cremonese-Pescara, è una partita che può magari determinare, come diceva bene prima Mirko, anche l'ingresso per quanto riguarda la lotta delle retrocessioni, il Pescara e niente. Sicuramente una partita facile l'avrà il Trapani, perché incontrerà un Livorno che, almeno secondo le ultime notizie, si presenterà con una squadra imbottita di ragazzini in quel di Trapani, quindi anche questo è un motivo per cui questo campionato viene un po' falsato. Magari noi abbiamo incontrato il Livorno e l'abbiamo superato con le nostre forze. Il Trapani venerdì incontrerà una squadra allo sbando. Ecco che allora diventa importantissimo battere l'Ascoli e poi affrontare tutte le altre partite come delle finali. Un'altra partita interessante da seguire è Salernitana-Juve Stabia, è un derby, se magari lo voglio paragonare a un derby calabrese per diciamo vigore e sentimento delle due squadre, lo si può paragonare sicuramente a un Cosenza-Catanzaro, quindi anche lì una partita che potrà far cadere ancora più in basso la Juve Stabia. Allora, a proposito di play-off, play-out abbiamo detto del Rende, si stanno giocando Catania 2, Virtus Francavilla 2, Novara 0, Albino Leffe 0, Catanzaro 0, Ternana 0, poi Padova 0, San Benedettese 0, Ternana 0, Avellino 0. Questi sono gli aggiornamenti quasi alle 22, mancano 2 minuti. Adesso ci dobbiamo allora dare la linea alla regia, la linea nostra Erika. Rimanete prego. con noi, ci vediamo a breve, pubblicità. Buonasera, ben ritrovati, siamo in diretta nella nostra trasmissione di A Lupo al Lupo, vedete direttamente Santa Teresa alle mie spalle, bellissima chiesa, diciamo, un monumento storico per me, si è sposata anche mia mamma, la saluto che ci sta guardando sicuramente. Tua mamma si è sposata qua alla chiesa di Santa Teresa? Sì. Allora siamo fuori, siamo usciti fuori perché c'è un po' di vento in più comunque. Si sta bene, abbiamo anche, adesso a breve saluteremo. No, adesso anche. saluteremo, Sì. non salutiamo a nessuno, perché sennò questi poi... Ricordiamo sempre il numero. No, devi sempre chiedere se vogliono parlare, perché uno magari dice io non voglio parlare. Ci hai già parlato, vabbè. Ricordo il numero così, prego. Il numero per intervenire 330 469898, vi aspettiamo. Allora, grazie, se mi lasci il microfono, allora saluto, allora prima abbiamo parlato di Miss Italia, perché poi non c'è Linda Soriano ma c'è il marito, ancora per poco, cioè, insomma, ancora per poco, che bella cosa. Ciao Luca, perché fra lui e il fratello è difficile, gemelli è difficile, prima ho sentito Marco, adesso c'è Luca, tutti Marco stasera, Marco era dentro, Marco Baffetto, Mirko Carretta e Marco non so chi era, è Marco Tuscolare, no Marco no, è Roberto Tuscolare, prego.
Marco il Buonasera, fratello. buonasera. Come stai? Grazie per... Ho visto le ragazze complete, so che siete già partiti con la miss, eh? Non siamo ancora partiti, partiremo tra pochissimo, quindi Sì. niente, siamo ai nastri di È partenza. una serie di partenza, sicuramente. Visto Eccole dove ragazze sono. stupende stasera, adesso Se- tra poco allora, ragazze, venite qua, venite salutiamo. qui. Allora, salutiamo le ragazze che vanno via, però ripeto, una bella esperienza questa di Miss Italia. Venite qua ragazze, allora se volete partecipare lo potete fare, cosa devono fare? Devono Venite basta qui dietro, iscriversi, venite. vanno sul sito di www.missitalia.it, c'è una cartella iscriviti, si apre, mettono i dati e poi saremo noi come agenti Questo, regionali. quale anno è questo? Questo per noi è il sesto anno. Sesto anno, quindi dal 2015 che abbiamo il concorso. Sì. allora, lui è Carmelo Ambrogio che è il marito di Linda Esatto, Suriano. sono il marito di mia moglie che è tua poi il moglie, capo dell'Agenzia Calabria. che bella cosa. Allora ragazzi, state qua un attimo perché saluto Luca Morrone che è anche consigliere regionale. Ma tu che presidenza hai Luca adesso? Io sono vicepresidente del Consiglio regionale. Vedi come sono aggiornato io. Con questo Covid non siamo aggiornati, proprio non sappiamo niente di questa regione. Anche perché non state lavorando, mo state ripartendo. No, noi in realtà abbiamo sempre lavorato. No, dicono ancora diciamo non... Non sono entrate nel vivo le commissioni consigliari che le abbiamo sostanzialmente votate all'ultimo Consiglio regionale ed entreranno in funzione nella prossima settimana. Però dici Luca che fa qua? Luca innanzitutto è un grande tifoso del Cosenza, abbiamo sentito Luciana, la moglie poco fa, è vero, porti i bambini allo stadio, che vuoi dire ai ragazzi e alla città? Ma alla città e ai ragazzi che dobbiamo continuare a tifare e credere in questa salvezza del Cosenza quest'anno che è alla portata. Con questa ripartenza per noi è stata positiva, 2 vittorie e un pareggio. Io ieri l'ho seguita subito dopo il Consiglio regionale, insomma, un pareggio sofferto ma è arrivato, meritavamo anche la vittoria e credo che quindi questa salvezza sia alla portata ed è fondamentale che il tifo cosentino si faccia sentire. Si sta facendo sentire, l'importante è mantenere questo patrimonio che è importante è la Serie B. Lo stanno facendo, lo stanno dimostrando, anche Carretta poco fa l'ha detto. Sì. Però ecco un messaggio che voglio lanciare, ricordiamo, io ho parlato poco fa, siccome ho visto che qui come locale il prima di trattate prodotti chilometro zero, abbiamo parlato dei vini ma tutto, e questa Calabria mi auguro che riparta al più presto dal chilometro zero, l'agricoltura e in modo particolare il turismo. Noi abbiamo questi due, sono i volani della regione Calabria, mi auguro che nei prossimi anni possiamo veramente avere questo fiore all'occhiello dell'agricoltura e del turismo. Sì, assolutamente sì, sono dei settori, hai detto tu, strategici per la nostra regione e sicuramente l'impegno del governo regionale, degli assessori e in primis del Presidente Santelli va proprio nel cercare finalmente di far decollare questa nostra regione dal punto di vista del turismo intanto e poi ovviamente sfruttando le potenzialità anche dell'agricoltura. No? E ce l'auguriamo Luca, l'augurio è questo, però prego, stavi dicendo? Ritornando invece al Cosenza, Cosenza, Calcio, bravo, devo dire. Qui dobbiamo fare in modo che si possa davvero, questa società possa continuare a crescere, a rimanere non solo in B ma a puntare su un settore giovanile. Io credo che quello che davvero oggi forse manca a questa squadra è quello di puntare sui giovani e dare la possibilità di avere anche delle strutture, quindi anche come regione ci dovrà essere l'impegno insieme al comune per dare le strutture, perché se non c'è il settore giovanile ovviamente questa squadra non può reggersi anche dal punto di vista proprio finanziario, è fondamentale che ci sia un settore giovanile che funzioni. Ce l'auguriamo, tu so che c'è un nipote che gioca con la Fiorentina, se non mi sbaglio. Niccolò, che ha giocato anche nel Cosenza, adesso da 2 anni a Firenze e quando vai lì la differenza l'avverti. Speriamo bene per Niccolò perché è bravissimo, vi faccio i migliori auguri, speriamo bene, ragazzo serio e speriamo bene. Io sono tifoso della Fiorentina. Tu sei tifoso della Fiorentina? Chiaro. In Calabria secondo me. Ma pochi ma buoni, attenzione che tra le altre cose c'è anche mia figlia che si chiama Viola. Ma noi siamo proprio, tu lo sai mio papà, i grandi siamo tutti come le mosse. Salutiamo Michele, come no, grande che ci sta guardando. E poi voglio pure io la domanda sul Cosenza, scusami. E poi allora, siccome sono le 22:10, Marzullo arriva fra poco e quindi fatti una domanda e datti una risposta, prego. Allora, secondo te, ma domanda, tu pensi a queste 3 partite?
Tu pensi che il Cosenza si possa salvare quest'anno? C'ha le carte in regola per farlo? Dopo la ripresa io Sì. penso che ci sia stata una svolta, secondo me si sono riuniti, si sono guardati in faccia e hanno secondo me deciso, fatto magari un patto, un qualcosa e si vede dai risultati, perché considera che 3 partite 7 punti ci fa ben sperare. No, non è facile. E ieri sera considera che il rigore sbagliato, gol annullato, il Cosenza ci ha creduto, un grande cuore, quindi anche un pareggio in quelle condizioni insomma è come una vittoria, quindi adesso aspettiamo l'Ascoli fiducioso, con i 3 punti possiamo superarlo in classifica e quindi respirare in maniera diversa, Fabio. Speriamo bene. E allora, questo bimbo come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Ennio. Allora un saluto anche a Ennio, questo è il tuo primogenito? Sì. E allora, ciao ragazzi, alla linea la giriamo, allora, le bellezze nostre, ecco, Miss Italia, Miss Calabria, c'era pure quella, l'avevo fatta a Paola, io non lo dico, quello era troppo bello, ve lo dico, volevo lanciare un concorso io di Miss, si chiama Miss Scappa nei Rise, che era bella l'idea, poi lui non l'ha voluto sposare questo progetto, vabbè, scherzo a parte. Ragazzi, volete salutare? Prego. Arrivederci. Grazie mille per averci ospitato e in bocca al lupo. Brava, hai visto? Oh, però ho detto che mangiano, io ho detto queste ragazze non mangiano, invece no, queste mangiano, brave. Il messaggio che dovete mangiare, lasciate perdere questi pali vestuti, io chiamo pali vestuti nel senso buono, perché dovete mangiare. Calabresi anche in questo, voglio dire. Oh no, che mangiate che va bene, voglio, lasciamo perdere. Allora la linea la giriamo alla nostra Erika per la trasmissione, da qui a poco ci sono anche i Paccheri che poi arriva anche Luca Martire. Guarda quanti bambini. Ciao, allora la linea a te Erika, prego. Allora, buonasera. Intanto qui abbiamo consumato la pinza. Com'era la pinza, Mirko? Era veramente speciale. Io ci vengo spesso qua, quindi lo sapevo già che era buono. Perfetto. Mantieni il microfono che abbiamo una telefonata per te. Il signor Antonello che ci chiama. Buonasera Antonello. Buonasera. Da dove ci chiami Antonello? Chiamo da Cosenza. Cosa vuoi dire a Mirko? Mi avevi fatto una richiesta. No, volevo chiedere una cosa a Carretta. Voglio dire, in queste 3 partite si è notata una certa continuità nei risultati che non c'era con gli altri con i 2 allenatori che ci sono stati, cioè con Braille e Pillon. E cosa vi ha dato il mister adesso che prima non c'era, voglio dire? Sono 3 allenatori, uno diverso dall'altro, con diversi concetti e diverse modalità di imporsi con una squadra, di gestione. Roberto Chiuzzi diciamo che è stato molto bravo nella gestione del gruppo. E in più secondo me ha dei concetti tattici che esaltano ancora di più questa squadra, cosa che magari prima, o giusto o sbagliato che sia, non sono riusciti a far esprimere le qualità reali di questa squadra, che non erano assolutamente quelle prima del Covid. Il valore di questa squadra lo stiamo dimostrando adesso. Non è perché è passato il Covid o perché comunque le partite sono insomma uguali per tutte, le difficoltà sono per tutte, quindi è solo una questione di stare diversamente in campo e diciamo che questa forse è stata la differenza. Sono diversi concetti che magari un allenatore un anno da una parte fa bene, l'anno dopo no, perché ci sono giocatori diversi e così. Antonello, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Prego. No, grazie, va bene Fabio, la risposta è stata esaustiva, grazie. Va bene, allora crediamoci che dobbiamo, sicuramente sono rimaste 7 partite, sono 7 finali, quindi più punti si possono fare. Abbiamo capito che questo è un campionato che non regala niente a nessuno, quindi come ho detto anche del Benevento e delle altre, chi lotta per non retrocedere, chi lotta per andare ai playoff e magari andare in Serie A, perché lì la classifica alta e perdi 2 partite e sei nei playoff naturalmente, oppure vinci e sei in Serie A. Quindi speriamo bene, dai Antonello, un grande abbraccio.
Grazie a voi che chiamate, siamo in diretta, vi ricordo, qui dal prima da Piazza Santa Teresa a Cosenza, avete avuto modo di sentire. Mario, ti stai divertendo? Una cosa, io faccio una trasmissione diversa, magari parliamo di calcio o non calcio, ma proprio per questo tu la hai pinza, cosa proprio bella per questo tu hai eh? successo e noi veniamo volentieri da te, perché riesci a spaziare a 360 gradi e poi la tua simpatia, la tua cordialità, la tua ospitalità sono proverbiali, quindi continua così. D'altronde quanti anni sono che fai queste trasmissioni? Sono 27, questa Lupa al Lupo è nata 27 anni fa, quindi voglio dire, ci siamo ogni lunedì. Ci sarà un motivo, se una trasmissione dura 27 anni, a parte la tua bravura e del tuo staff, e poi conosciamo dietro, i limiti, noi abbiamo dei limiti e noi ci poi dietro il successo di un uomo c'è sempre una grande donna, nello specifico Alessandra, quindi il tuo successo viene anche da questa meravigliosa creatura che ti affianca. Non è che va bene, allora Michele, fai pure tu, vai una sviolinata, no? Vai, un violino, vai col violino, Veramente la storia che ce lo ha insegnato, che dietro ogni grande uomo c'era una grande donna che vabbè, adesso capito. addirittura in cabina di regia, quindi non possiamo che dire e avvalorare ancora di più quello che ha detto il dottore Rausa, che mo lo frego io Rausa, mo tu vuoi la guerra e mo mi devi dire perché ti sei dimesso dal comune di Rende, mo hai capito? Mo tu vai la guerra e io e ti punisco, o no Robè, come la vedi tu questa cosa? Non ti piace? Vogliamo sapere perché hai dato le dimissioni, visto che non c'era bisogno di farlo, no? Sì. Però l'hai fatto. Mi sono dimesso perché si dice che non si dimette mai nessuno, che i politici non si dimettono mai nessuno, quindi ho voluto essere l'eccezione che forse conferma la regola. Vedi Fabio, la dimissione per me è stata veramente una sofferenza, perché ho dovuto interrompere tanti progetti importanti che avevo come assessore alla sanità ed allo sport. Non ultimo la ristrutturazione dello stadio Lorenson, che sicuramente a breve avverrà, sperando che il Rende ritorni in Serie C. Ma ci sono dei valori nella vita, caro Fabio, e la famiglia e i figli sono i valori più assoluti, più importanti al primo posto. Quindi quando ho visto che hanno cercato di speculare su mio figlio per non aver fatto nulla, perché anzi grazie di fare questa domanda, tra l'altro io ho scritto una lettera e non ho avuto ancora nessuna risposta. Ma tu l'hai scritto pure alla RAI, no? Alla RAI, no, io l'ho scritto alla RAI, l'hai scritto sui giornali pubblici, pubblicamente, perché il TG3 che si occupa di una piccola persona come me, che 2 volte al giorno trasmettono sempre la mia persona, questa situazione, questo episodio, tra l'altro è stato ripreso anche dal TG2 e da Radio Rai. Ci manca la CNN. Assolutamente sì. Chiamate la CNN per favore. Evidentemente non so il perché fosse successo, ma giusto che me l'hai detto. Mio figlio ha fatto il compleanno il 29 di febbraio, quando di lockdown non si parlava nel modo più assoluto. È partito il 9 marzo, come tutti sappiamo purtroppo. Il 10 diciamo, no? Il lunedì 9. E qui hanno speculato sempre dicendo in pieno lockdown il figlio l'assessore. Il brindisi che ha fatto con la fidanzata l'ha fatto il 9 maggio, quando il lockdown era finito, il 4 maggio il lockdown era finito, si poteva tranquillamente andare a comprare la roba e berla in compagnia, col distanziamento come oggi, quindi non ha fatto assolutamente nulla. Purtroppo è stata ripetuta un'informazione sbagliata che è stato fatto questi 2 eventi in pieno lockdown e siccome non potevo accettare che questa situazione, assolutamente sì, torno a ripeterti. Io ho chiesto all'avvocato Manno, ho chiesto anche al sindaco che ho avuto ospite di rigettare, perché la maggioranza aveva ragione, di rigettare le tue dimissioni perché tu sei una persona per bene. Un sindaco, ma tu la fisica garanzia non hai avuto? Mai. E allora un po' politico, lasciamo perdere, cambiamo discorso. Ma sai cosa sto dicendo? Allora, visto che tu hai fatto questa una moto che non corre, visto che tu hai fatto questa battuta, io avrei preferito che fosse stato criticato, attaccato politicamente per il mio fare. Sì. Tantissimo. Purtroppo evidentemente forse c'è poco da dire sulla mia persona. Vabbè, hai fatto bene. Vabbè, abbiamo chiarito sta cosa, giusto per dirlo. No, ti ringrazio perché i valori sono importanti nella vita. Certo. La famiglia, i figli sono i valori più importanti per tutti noi. Allora, Leo, che facciamo un giretto, poi arrivano i paccheri, dovrebbero arrivare i paccheri lo sai che sono, no? In dialetto sono i paccheri, ma sono il secondo. Tu a Gallipolo come li chiamate?
I paccheri. Una buona pasta. Ma i paccheri, sai che diciamo noi qua? Gli schiaffi. Tu dici hanno figli e ci mirano pacchero, quindi poi di solito dicevano così in dialetto. Però sono i paccheri alla pasta, Un temigno, vabbè. Allora, Leo Tuoto, che è il nuovo allenatore del Pirossigeno Città di Cosenza Calcio 5-2, che si appresteranno quest'anno a disputare. Prego, ti sei divertito, Leo? Sì, tantissimo, rinnovo. Ma io vedi, poi faccio una i trasmissione ringraziamenti veramente per questa bella serata sì. che abbiamo passato insieme. Rinnovo di nuovo questo messaggio ai tifosi. L'anno prossimo c'è un'altra società di calcio a 5 che porta il nome della città di Cosenza, che vuole fare bene in A2. Stiamo facendo un grande lavoro, vogliamo crescere, vogliamo essere protagonisti in questo campionato. Per protagonisti significa puntare su una sicura salvezza per rendere comunque la nostra società forte nel tempo. Quindi rinnovo di nuovo i ringraziamenti e anch'io faccio un grosso in bocca al lupo al Cosenza Calcio, con la speranza di rivedere questa società importantissima per tutti noi. Siamo cresciuti con questi colori nella nostra mente, nel nostro sangue, quindi che possa riconfermarsi in Serie B. Faccio un in bocca al lupo alla Pirossigeno Città di Cosenza, che possa fare un grandissimo campionato. Ma fai una lupa al lupo, fai una lupa all'uno, alla trasmissione che ve lo meritate, siete grandi. Grandi e grossi pure, capito? Noi l'ho fatto io, grandi e grossi. Allora, Roberto Tuscolani, prima hai detto Marco Tuscolani, salutato pure tuo fratello che era fuori. Vabbè, lo salutiamo. Anche lui è un Marco, sì. c'ha l'edicola saluti i pagliari, insomma. Sì. Tu sei in Dravineggia là, vabbè, comunque. Vuoi salutare Filippo se ti guarda, il tuo grande amico? Caspita. Il tuo grande amico. Io saluto... Però se tu è dell'Inter, tu sei da Juventus. Io sono del Cosenza, Fabio. Ma tu sei da Juventus? A proposito, ma stai Juventus che sta facendo? Scusa, ma quando? 0-0, madonna, quando manca? Quando manca? Manca assai, vedi un po'. Ma che poi lo faranno un rigore, una cosa io sono del Cosenza, Fabio, non mi punzecchiare. Sto scherzando. Vabbè, però c'hai questa fede bianconera che va al di sopra, diciamo, del Cosenza. Guarda il grande calcio, guarda il grande Milan di Sacchi. Però hai detto una cosa importante, io sono del Cosenza, perché poi questa squadra in questo periodo, come diceva anche lui, presso la sua edicola, la mattina si riuniscono tutti i tifosi, e chi ne ha cotta, chi ne ha cruda, chi ne però poi alla fine convergono tutti sul fatto, speriamo che ci riusciamo, hanno visto una squadra... Ecco. La squadra è viva, l'abbiamo vista viva, siamo pieni di entusiasmo come loro sono pieni di entusiasmo, e abbiamo un solo obiettivo, una sola speranza, che il Cosenza rimanga in Serie B, perché questa città ha bisogno di calcio e ha bisogno di grande calcio. Ce lo meritiamo noi tifosi, Fabio. Ce lo meritiamo. E lo vediamo dalle presenze allo stadio. Ma poi dobbiamo dire anche di Guarascio. Guarascio, diciamo, in qualche modo fa la camminata a Cosenza, ha sposato in pieno questa città, perché lui, essendo anche di Lamezia o meno, però viene a Cosenza, è ben voluto. Guarascio deve fare qualcosa in più, Fabio, non nascondiamoci dietro un dito. Diglielo tu. Gliel'ho detto, di pigliare un difensore, non l'ha pigliato, Fabio, ti ricordi? A gennaio. Glielo dico, tanto non lo Ma fa. poveretto, lui ci deve pigliare Cinchera, mica la Guarascio pigliare. dovrebbe amare un po' più il Cosenza e la città di Cosenza. In che senso? Vabbè, amare, gli investimenti l'ha fatti in questi anni, no? Sono stato chiarissimo. Ha un solo... Allora, è un presidente serissimo, sia ben chiaro. Io parlo con i ragazzi, è un presidente puntuale, questa è la cosa più importante, è un presidente serio, è una persona seria. Però secondo me dovrebbe amare un po' più la città di Cosenza e il Cosenza. Lui ha detto prima una cosa importante, c'è la base per costruire una grande squadra. Io sono d'accordo con Mirko, però il resto lo deve fare il presidente. C'è la base, non vuol dire che siamo una grande squadra, ci vogliono 2 o 3 grandi acquisti che ci facciano diventare grande squadra, e gli acquisti costano, caro Fabio, non puoi prendere Asensio gratis, Rivière gratis, non ti va sempre bene, Fabio, hai capito? Lo so, comunque vabbè, in qualche modo è andata così. Il presidente deve fare qualcosa in qualche più. investimento in più, e speriamo il prossimo anno perché poi ce lo meritiamo e Cosenza lo merita. Mirko Carretta, prego, ti lascio il microfono, 2 minuti mancano, sì, diamo il microfono a Mirko per i saluti e per quello che vuoi dire ai tifosi, prego Mirko. Faccio un saluto insomma a tutti i tifosi,
faccio nel senso una promessa a nome della squadra che faremo di tutto per cercare di mantenere questa categoria, perché giustamente se lo meritano, e ribadisco che tutti noi abbiamo solamente una cosa in mente: salvarci, e quindi vi assicuro che sputeremo sangue da mo' fino all'ultima giornata per cercare di farlo. Questo è l'augurio, naturalmente, che il messaggio che lancia Mirko Carretta ai giocatori, alla tifoseria e ai suoi compagni. Allora, prego Mario. Niente, grazie a te per l'invito, un saluto a tutti gli sportivi tifosi di Rende e di Cosenza. Abbiamo già avuto un dispiacere con il Rende e la sua retrocessione, non ce ne date un altro. Sì, certo, senza dubbio. Allora, prego al nostro Michele Ceraso. Sì, per me rimane sempre un miracolo, visto da dove siamo partiti, però credo che ci sia la voglia e la volontà per potercela mettere tutta e raggiungere un obiettivo che Cosenza merita. Io alleo quando ha detto Roberto, Cosenza è una città, una tifoseria che merita una Serie B fatta in un certo modo, non con il patema d'animo di perdere la categoria. Allora, prego. Finisco anch'io con un pensiero su Guarascio, no? Sì. Visto che ci siamo. Sì. Io direi che deve cambiare i tempi, la tempistica, perché sono convinto che questa squadra costruita così com'è ora, a luglio probabilmente non faceva questo campionato. Sicuramente avrebbe fatto un campionato migliore di come sta avvenendo. E mi dispiace, perché forse le potenzialità ci sono, ripeto, la tempistica era importante. Questa squadra coesa a luglio probabilmente era una squadra diversa. Allora, scusatemi perché io sono in chiusura, ecco, va bene, lo possiamo lasciare qua. Allora, Luca Martire, vieni qua Luca, perché avete visto poco fa questi paccheri, una specialità sua. Come sono, Luca? Sono paccheri con pesce spada, melanzana affumicata e datterino e menduccia fresca. E menduccia fresca. Luca Martire qui è lo chef del Prima D, vi aspetta con le grandi prelibatezze. Vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto la mia famiglia. Quanti anni? I tuoi figli? I miei figli, Diego e Andrea. Diego come Maradona, da Maradona e tu, siamo in chiusura. Allora Luca, grazie. Sì. E in bocca al lupo anche per te. Grazie. Okay? Forza Lupi. Forza Lupi sempre. Allora ragazzi, siamo in chiusura, grazie a Luca Martire per queste prelibatezze veramente bellissime. Allora Mirko, al lupo, il bracciale l'hai messo? Eccolo qua, questo è il bracciale dei lupi, veramente bello. Ringraziamo anche Sergio Mazzuca, la Scintille, per il bracciale con il lupo. Ci possiamo dare la linea, possiamo chiudere. Grazie, un applauso a Erika, glielo fate per favore. Erika, eccola qua. Prego. Io vi ringrazio, mi fate passare sempre una serena compagnia, Marzullo, eccetera, cioè, mi siete mancati in questo lungo periodo, devo dirvi il vero. Allora ragazzi, un abbraccio a tutti, c'è il Forza TG10, Cosenza, speriamo di vincere. Allora lunedì prossimo la linea alla regia c'è da qui a poco il telegiornale. Ciao, una felice notte, grazie.